Ciao, buongiorno. Sono in via Gramsci 117. Sono qui perché sto aspettando una cliente per vedere la casa. Allora, qualche persona ha avanzato il dubbio che la casa fosse poco luminosa in quanto in effetti è un primo piano ed è anche circondata dagli alberi di questo bellissimo giardino condominiale. In realtà sono qua proprio nella camera da letto, ci sono le luci spente e volevo farvi notare invece quanta luce c'è in questa stanza. Quindi la camera da letto in realtà durante il giorno è piuttosto luminosa, mentre di pomeriggio il sole poi va verso il soggiorno, che adesso è meno luminoso, ma di poco. Quindi una casa che comunque percepisce bene i raggi del sole, come potete vedere dal video. Il vantaggio di questo immobile è che è ristrutturato e per cui è pronto, cioè non c'è bisogno di fare nessun tipo di lavoro. Vi ricordo che sono 65 metri quadri, è composto da una sala con cucina a vista, un bell'andito tra l'altro dove si può tranquillamente, già predisposto per un armadio a muro. Vi avevo già fatto vedere l'altra volta, adesso torno indietro, ecco lo inquadriamo, guardate un po', quindi si può chiudere e ottenere una zona armadio ripostiglio molto comoda. Poi abbiamo il bagno con vasca doccia e poi una camera di 5 metri quadri adibita a riposo. Adesso ve la faccio vedere, anzi attualmente è adibita con un bel letto, quindi è una stanzetta molto comoda. Tra l'altro il proprietario ha messo prese dappertutto. Il riscaldamento è predisposto per il gas di città, ma può funzionare anche con i bomboloni. E questa è la camera da letto, eccola. Praticamente ho spento le luci proprio per farvi vedere. Abbiamo lasciato acceso giusto una luce lì, ma è piccola. Questo per farvi vedere, insomma, la luminosità della casa. Come potete vedere, adesso esco, siamo in via Gramsci, anzi, tra l'altro oggi se passate c'è anche il mercatino. E come potete vedere è circondata dagli alberi, che tra l'altro d'estate sono una mano santa perché rinfrescano. Comunque, in ogni caso, l'appartamento è dotato di 2 pompe di calore, caldo-freddo, perfettamente efficienti, tipologia inverter. E qua abbiamo anche i telecomandi. Gli impianti, ecco qui ci sono tutte le centraline di tutti gli impianti, quindi elettrico, del gas. Abbiamo poi dietro il bagno quello idrico. Ecco qua. Anche il bagno, come potete vedere, lì nascosto nel telo c'è una lavatrice che verrà regalata. E poi guardiamo la doccia. La vasca, innanzitutto, per chi desidera farsi un bagno, ormai le case le fanno tutte solo con la doccia, quindi c'è possibilità di utilizzarla per il bagno. Poi chiudendo, ecco qua, le antine in plastica, si può trasformare comodamente in doccia. C'è anche il saliscendi, quindi diciamo che gli impianti sono tutti recentissimi. Qui abbiamo la centralina dell'acqua. È stata ristrutturata con un gusto un po' più tradizionale, un po' più rustico, perché come potete vedere la pavimentazione è in cotto ed è anche molto particolare. Non è la classica ristrutturazione ordinaria fredda come stiamo vedendo ultimamente, di questi pavimenti agli stelloni, effetto legno, color grigio, con tutti questi mobili bianchi, molto freddi. Questa è una casa che ti accoglie in modo caloroso. Tra l'altro nella ristrutturazione comunque hanno sistemato anche un antascrigno qui che separa il disimpegno dal soggiorno, quindi insomma è molto comodo avere un buon disimpegno che separi tutti gli ambienti. E anche l'andito comunque ha la sua porta, per cui se voglio isolare il resto delle camere dal disimpegno chiudo e sono a posto. Bene, il mio tempo è quasi finito, stanno arrivando le persone, vi saluto, buona giornata e se volete vedere questo bell'appartamento, ripeto, ristrutturato, tra l'altro con posto auto di proprietà dove si accede da cancello elettrico con telecomando, chiamatemi. Il prezzo è 139.000 euro, 65 metri quadri, posto auto, con gli arredi in regalo. Ve li regalano, è pronta ad abitare, dovete venire qui con gli effetti personali. Buona giornata, ciao!